Siamo a Messina, di fronte alla Madonnina del Porto, l'ingresso principale del porto di Messina, che da 3000 anni è utilizzato per le navi mercantili, per l'arsenale militare e per i traffici nel Mediterraneo. Nel 1858 questo punto del pianeta diventò un punto di passaggio fondamentale per il canale di Suez. La decisione di Francia e Inghilterra di aprire il canale di Suez nel 1859 spianò la strada agli inglesi e ai francesi per una conquista immediata della strada che doveva unire i porti francesi e Gibilterra allo stretto di Suez. Su questa strada c'era la Sicilia e Messina, Palermo, Trapani diventavano i porti più importanti da includere nella grande autostrada del mare che doveva portare le navi attraverso il canale di Suez nelle zone che dovevano diventare il centro strategico e commerciale del pianeta. In questa ottica la Sicilia diventava un punto di passaggio fondamentale per tutta la strategia economica del pianeta. Di lì a pochi mesi Garibaldi sbarcava in Sicilia, a Marsala, per conquistare l'isola sotto la falsa missione dell'Unità d'Italia. I piemontesi non erano altro che i portabandiera di questa impresa africana e la ditta che fu incaricata di costruire il canale di Suez era proprio di Torino. L'appalto era stato dato a questa ditta di Torino che in soli 10 anni, nel 1869 consegnò il canale di Suez bello e pronto agli interessi imperialistici franco-inglesi. Il canale di Suez aprì la strada per l'Oriente e finì la circumnavigazione dell'Africa a spese della Sicilia, che veniva integrata nella politica internazionale inglese e francese.